la trasparenza di agire, comunicare in maniera sincera, leale, secondo validi principi morali, per garantire un rapporto di fiducia, onestà. È proprio il Magister! Leggo io? L'umiltà di non mettersi al centro del sistema, ma la disponibilità a perdere qualcosa di sé, convinti che l'esperienza dell'altro porta ricchezza. Modestia. Sostegno come aiuto e solidarietà agli altri nella necessità, non solo per le attività pratiche, insieme all'umiltà di ammettere il proprio bisogno. Unità. La pazienza di cercare condizioni propizie perché non aspettando che qualcosa accada, ma lavorando perché gli altri e sulle proprie necessità. Tempo. È brava la moglie di Nicola! L'altro, dai, l'altro! Adesso prenderemo solo le parole che avete sotto e con queste parole